Asilo di Roiano si parte. Dopo anni travagliati, la struttura di via Montorsino apre i battenti. Oggi l'inaugurazione e dal 1° settembre il nido accoglierà 66 bambini di età compresa fra i 3 e i 36 mesi. Ma già dal 29 giugno la struttura sarà attiva come sede di centro estivo. Il nido d'infanzia Marinella è stato intitolato in ricordo di Marinella Filipaz, bimba esule istriana giunta a Trieste nel 1955, che non sopravvisse alle difficili condizioni del campo profughi di Padriciano e spirò a soli 13 mesi di vita. Una delle più belle cose che ho realizzato in questi 30 anni da sindaco, un bellissimo regalo a Roiano, e poi sai, mi ricordo le critiche, ma mancherà la luce, guarda che roba, e poi la sicurezza, no? Tu quando chiudi le porte, i bambini sono sicuri, non possono uscire e nessuno può entrare. Con questi tempi che corrono, questa è una cosa molto bella. L'edificio si sviluppa in un'area dotata di spazi dedicati al gioco, al pasto e al riposo. Oltre che di un'ampia cucina, il nido è dotato di un giardino interno alberato di circa 600 metri quadri per le attività all'aperto. L'edificio è stato realizzato nel rispetto dei criteri di risparmio energetico e in conformità con quelli ambientali, impiegando sistemi attivi e passivi di contenimento energetico, quali impianti di riscaldamento a pompa di calore alimentati da un impianto fotovoltaico con pavimento radiante, climatizzazione estiva, tetto con giardino pensile e coibentazione a cappotto delle pareti esterne. Chiude, possiamo dire, l'inaugurazione della piazza di qualche mese fa, quindi arricchisce anche il territorio. Noi ovviamente lo guardiamo dal punto di vista educativo. In queste strutture noi accompagniamo i nostri bambini nella loro crescita. Come dico sempre, la crescita individuale poi si traduce in crescita collettiva e quindi progresso per tutti. È una struttura, un asilo nido nuovo, pieno di luce, di verde, studiato nei minimi dettagli anche da un punto di vista strutturale, di colori, di attività didattiche, di comfort, quindi una grande soddisfazione ed è in piena linea con gli indirizzi che abbiamo noi, che ci siamo dati, che è quelli di lavorare sulle strutture scolastiche, sulle strutture della prima infanzia per darle nuove ma anche più sicure, intervenendo con interventi consistenti come questo. Va bene, allora il verde non era quello dei cuscini ma dei giardini, diciamo, no? delle piante, quindi visto nelle immagini. Allora, questo è accaduto negli scorsi giorni ed era veramente atteso. Quante volte ne abbiamo parlato in questo studio con polemiche, strapolemiche, i ritardi, perché questi ritardi, insomma, e ne abbiamo parlato tante volte. Ora vi presento gli ospiti, poi vi do questa ultima ora che è molto importante. Io comincio dalle donne ovviamente. Saluto e ringrazio la neosegretaria provinciale della Lega Pamela Rabaccio, buonasera, ben trovata. Buonasera. Rosanna Pucci per il Partito Democratico, buonasera. Buonasera a tutti. Al fianco, già vedete, Enrico Sossi del Movimento 5 Stelle. Buonasera a tutti. E Roberto Cavallaro di Fratelli d'Italia. Buonasera. Ben trovati a tutti. Allora, Guido, diamo quest'ultima ora che è molto importante perché il decreto, è stato firmato il decreto con il quale vengono garantiti 200 milioni per le infrastrutture regionali. Cioè sono i soldini famosi, e lo ha detto Federica questa sera, firmato da Giorgetti, che Trieste in particolar modo aspettava da tanto perché era bloccata la stazione di Servola, e quindi la firma odierna del decreto da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti rappresenta una notizia di grande importanza per il Friuli Venezia Giulia e per l'intero sistema logistico nazionale. Desidero rivolgere un sentito e particolare ringraziamento, dice Federica, al titolare del MEF, del Dicastero. Insomma, questo provvedimento consente di imprimere un nuovo slancio allo sviluppo di Trieste, del Friuli Venezia Giulia, dell'intera piattaforma logistica regionale, rafforzando ulteriormente il ruolo della nostra regione quale crocevia strategico dei traffici internazionali. Sono 200 milioni di euro per le infrastrutture. Ricorderete in questo studio con Salvo, ribadito soltanto pochi giorni fa anche dal neosegretario del porto di Tel, cioè c'era l'esigenza, assoluta emergenza, di sbloccare questi fondi, 200 milioni di euro sbloccati di fatto oggi dal ministro Giorgetti per quanto riguarda investimenti e sviluppo e quindi la famosa stazione di Servola. Allora, prima di tutto questo vi faccio vedere anche l'opposizione, invece questa è una notizia importante, però torniamo sull'asilo di Roiano, che la reazione del centro-sinistra. Quindi un giorno l'inaugurazione, avete visto, in pompa magna con tutto il centrodestra, poi le reazioni dell'opposizione. Vediamo. Questa struttura poteva essere inaugurata più di 2 anni fa, questo non è avvenuto a causa della conflittualità interna alla giunta di piazza e ben ricordiamo le sedute in consiglio comunale. Io credo però che sia una sconfitta perché
Il Comune ha una storia gloriosa nei servizi educativi e ben avrebbe potuto gestire in proprio questa struttura invece che affidarla ad una realtà lombarda con oltre 3.000 lavoratrici e lavoratori. Pur applaudendo l'apertura dell'asilo Nido Marinella a Roiano, che dal 1 settembre ospiterà 66 bambini, il centro-sinistra torna a pungere l'amministrazione comunale sulla scelta di affidare al privato, tramite appalto, la gestione del servizio educativo. Il travagliato iter, che finalmente ha portato l'inaugurazione dell'asilo, era stato osteggiato anche da alcuni membri della maggioranza, fra cui la forzista Angela Brandi, quando la scelta iniziale prevedeva di privatizzare anche metà dei posti della struttura, sempre con la gestione affidata totalmente al privato. L'amministrazione comunale era stata costretta a fare un parziale passo indietro. Da ricordare che non a caso ieri in Piazza Unità sotto al Comune si è svolto un presidio dei servizi educativi, perché considerare il servizio educativo un costo e non un reale servizio significa che il Comune in questo momento interessa fare business piuttosto che amministrare le tasse dei cittadini. Il metodo delle privatizzazioni solitamente segue questo criterio. Il Comune è in grado di gestire una questione complessa, quando la risposta è no, si affida al privato. Quindi semplicemente è una bandiera bianca che il Comune alza e lo fa a spese di lavoratori e lavoratrici che potrebbero essere stabilizzati, che invece si ritrovano ancora nel precariato. Allora Bascio, comincio da lei, dalle polemiche all'inaugurazione finalmente, cioè, questo è un tema che è stato spinoso per lungo tempo, cioè un'inaugurazione che arriva in ritardo e per quello anche avete prestato il fianco a questi attacchi. Cosa dice? Innanzitutto i ritardi sono stati dovuti anche al fatto che l'amministrazione ha fatto una lunga fase di ascolto. L'assessore competente ha girato tutte quante le circoscrizioni, ha ripetuto innumerevoli volte il programma e ha spiegato le motivazioni che hanno portato il Comune a fare questa scelta. Io credo che in questo momento possiamo essere felici che 66 famiglie avranno la possibilità di inserire i figli in una struttura innanzitutto sicura, che è molto importante, specie visto i fatti che abbiamo visto purtroppo ieri in Venezuela, e comunque il servizio è di altissimo livello, nel senso che oltre che ad essere controllato dal Comune, tutte quante le insegnanti sono altamente preparate, diciamo preparate come un dipendente comunale. Sicuramente dispiace non poter garantire una retribuzione più alta, però intanto per 2 anni procediamo in questa maniera. È chiaro che l'amministrazione deve fare delle scelte, deve cercare un po' di gestire varie situazioni, e l'assunzione dei dipendenti di un asilo non possono andare contro altre situazioni quali magari l'assunzione di altro personale. Per esempio ricordiamo la necessità di assumere dei geometri per portare avanti tutti quanti i fondi PNRR che il Comune ha. Cioè serve quel tipo di professionalità, lei dice? In questo momento questo è il massimo che il Comune ha potuto fare, dopodiché tutto quanto è migliorabile, e se il bilancio del Comune lo permetterà, se l'economia girerà bene, quindi anche a livello regionale, tutto può essere portato a un livello per migliorare la qualità della vita di tutti quanti. Adesso abbiamo migliorato la qualità della vita delle famiglie, auspico veramente di poter migliorare anche la situazione lavorativa di tutto il personale docente. Allora Pucci, ho visto l'SMS, la miglior risposta allo sciopero in piazza, diciamo, con la manifestazione è stata proprio l'inaugurazione, dicevano via SMS, dell'asilo. Su questo avevo anche la risposta di De Blasio, non so se poi riusciremo dall'assessore. Roiano noi siamo felici dell'apertura naturalmente, perché così da settembre molti bambini potranno accedere al servizio, però c'è da dire che questa delibera è stata in stallo per tanto tempo per colpa della maggioranza che non si metteva d'accordo, tant'è vero che si è passati da un servizio di concessione ad un appalto, perché Forza Italia era contraria alla concessione. C'è da dire che è un servizio educativo in cui viene fatta l'esternalizzazione del servizio, quando invece noi abbiamo eccellenti educatori comunali.
C'è da dire che gli insegnanti e gli educatori in appalto hanno un salario più basso e vengono pagati per 10 mesi su 12, quindi questa è veramente una vergogna e proprio non è dignitoso questo trattamento. E c'è da dire che ci sono tanti precari da stabilizzare al comune. C'è stata una commissione mercoledì sui servizi educativi in cui in sala di consiglio c'erano, oltre a noi politici, ma anche rappresentanti di tutte le sigle territoriali, quindi del lavoratore, lavoratrice, CISL, UIL, CGL, UGL, che hanno fatto presente all'assessore De Blasio, all'educazione, tutte le criticità afferenti ai servizi educativi, principalmente all'ambito della formazione, dell'organizzazione e del personale educativo. C'è un problema di riduzione dal 40 al 30% del personale che può andare in ferie delle stesse equipe. E poi qui scrivono falsi ipocriti, se fosse stato per i sinistri avremmo ancora un asilo chiuso. Ho capito, voglio che replichi. Allora non poi è ho visto quello sul parco allora era in stallo, perché non lo sanno, ma loro scrivono così, stallo perché è la non maggioranza. La maggioranza bisogna chiarire una cosa, che la maggioranza ha i numeri, quindi se è stata in stallo per colpa della Cavallaro poi Sossi, dai. Loro hanno i numeri. Io ritengo intanto che sia stata una grande apertura, nel senso che comunque mi collego un po' al discorso che si faceva prima. Anche solo nella sua circoscrizione, no? Lo ricordo, lei è presidente. Io sono presidente della sesta, quindi ma vivo a Roiano. Rozzol, esatto, ecco perché. Quindi c'è questa commistione di... Perché ci vediamo spesso esatto, a Roiano, ecco perché. Io vivo a Roiano, adesso ricollegato. È sicuramente una grande conquista il fatto di poter dare appunto a 66 famiglie la possibilità di usufruire di questa struttura. Dopodiché, sul discorso della concessione in appalto, è chiaro che le scelte che sono state fatte rispetto a quello che era la situazione economica in cui un'amministrazione deve far fronte. Nel momento in cui io mi trovo ad avere una ragioneria che mi dice che i costi per la gestione diretta non sono sostenibili, è chiaro che devo trovare delle alternative. Non è vero che non c'era accordo nella maggioranza, c'era semplicemente una discussione nella maggioranza che ha portato comunque tutte le sue anime ad accordarsi per arrivare al punto che per noi era sempre e comunque fondamentale, che era quello dell'apertura. Dopodiché la realtà rimane questa, non c'erano le possibilità di andare in gestione diretta, perché non c'era la possibilità di sostenere questi costi. Queste sono le cose che ha certificato la ragioneria comunale. Se poi ci sono altri dati che noi non conosciamo, probabilmente l'opposizione avrà altre fonti che sono sicuramente diverse, però questa è la realtà. Io penso che tutti dovremmo essere assolutamente concordi sul fatto che aprire questa struttura era fondamentale. Era essenziale, purtroppo arriva con un po' di... È chiaro che c'è stata una lunga discussione perché le criticità erano molte e di conseguenza abbiamo dovuto trovare una soluzione. La soluzione si è trovata. In privatizzazione chiedevano anche poi voi di esprimervi se è necessario fare un referendum sulla acqua, luce, gas pubblico, diciamo, prevalentemente l'acqua di solito. Poi voglio solo precisare una cosa, non stiamo pagando. No, poi, questo invece, esatto, nell'SMS dice che le privatizzazioni diffuse hanno compresso i salari verso il basso ne risente tutta l'economia della città. Scusi, concluda, poi arrivo. No, dicevo che comunque non stiamo parlando di una privatizzazione, stiamo parlando di un appalto che comunque viene seguito dall'amministrazione comunale in maniera diretta, quindi segue l'andamento ed è comunque una situazione provvisoria che ci ha permesso di aprire una struttura. Sossi. Ma allora, premetto che rassicuro chi è qui presente in sala e chi ci segue da casa che siamo tutti soddisfatti e contenti dell'apertura di un nuovo asilo a Trieste. Parliamo appunto di, abbiamo detto, 66 nuovi ingressi che potranno essere appunto nell'asilo di Roiano, e però appunto, come ripeto un po' quello che hanno detto gli altri, ovvero il fatto che effettivamente questi 2 anni di ritardo sono semplicemente causa
di queste beghe interne alla maggioranza di centrodestra, che conferma ancora una volta la loro inadeguatezza a guidare questa città, e soprattutto quando parlano di questi fondi che mancano a livello comunale, la ragioneria, gli uffici, via dicendo, ma sicuramente c'è un'importanza che gli uffici seguono appunto i conti del comune, il bilancio del comune, ma io voglio ricordare non solo a chi è presente qua in sala, quindi la maggioranza, ma anche chi ci segue da casa, che addirittura 30 milioni dei soldi delle nostre casse cittadine, cioè delle tasse che noi tutti triestini e triestine paghiamo ogni anno, ogni giorno, ogni mese, anche con il nostro stipendio, alla fine sono stati allocati e riservati per la cabinovia. 30 milioni di euro delle casse comunali per la cabinovia di Trieste, che, parentesi, spoiler, ma in realtà lo sappiamo già tutti, non si farà perché ormai è stata bocciata talmente tante volte, anzi probabilmente a breve arriverà pure un'altra stoccata relativa ai fondi. 30 milioni per l'Ovovia, e nel frattempo si dice che non ci sono soldi per effettivamente garantire la presenza di educatori comunali all'interno dell'asilo di Roiano, quando invece tutti gli asili triestini, praticamente tutti gli asili triestini, Trieste ha una cultura legata alla gestione pubblica degli asili dei ricreatori, e invece questa maggioranza ha voluto chiaramente aprire a questa privatizzazione generale, ovviamente è un precedente che rischierà di creare poi altre privatizzazioni, altre appalti, altre concessioni. Questi qui volevano addirittura dare una concessione, ma sapete quanti anni durano le concessioni? Per fortuna, grazie all'opposizione, non solo nostra, dei partiti noi che siamo l'opposizione in minoranza, ma anche interna alla maggioranza, siamo riusciti a trovare il compromesso dell'appalto, che comunque non ci soddisfa, per la prova ne sono gli educatori. C'è il tema delle spese correnti o le spese per investimento, poi sempre la differenza purtroppo che è difficile da comprendere un po' per tutti noi, però sono canali differenti per la spesa, ecco, che adesso citava Sossi, però sono due cose completamente sono differenti, non sovrapponibili, no, purtroppo. È vero, no, però cioè, da comunque un segnale di interesse dell'amministrazione comunale verso le esigenze della città. Noi siamo più... Cioè l'accantonamento dei 30 milioni non può c'entrare nulla, diciamo, con la spesa per pagare stipendi di persone ulteriori, ma sicuramente assunte. Questo ce lo siamo detto tante volte. Ma come hanno anche allocato 30 milioni per la cabinovia? Assolutamente. No. Ma è vero, se hanno allocato 30 milioni di euro, magari saranno spese di investimento, non voglio immaginare in spese correnti che altre spese correnti hanno messo per dare priorità ad altri progetti. Questo è un altro tema. Io trovo che sia una facile propaganda, è un discorso un po' semplificativo. Dopodiché, se non ascoltiamo, siamo brutti e cattivi. Se invece ci fermiamo un attimo a riflettere, a fare una valutazione più approfondita, sbagliamo. Comunque non va mai bene niente. Le famiglie. Sì, poi c'è da dire una cosa, che una volta che questa delibera è arrivata in giunta, è andata veloce. No, a parte questo, una volta che è arrivata in giunta, poi se sarebbe dipeso dai voti della minoranza, questo asilo sarebbe ancora chiuso. Ma voi avete la maggioranza. Di conseguenza significa che uno ha la maggioranza dei voti in un'assemblea, e voi ce l'avete, e se non passa la delibera vuol dire che non siete d'accordo. Non è vero. È dopo 2 anni, con le famiglie che sono rimaste a casa. Le famiglie sono rimaste a casa, e poi si parla di denatalità, delle criticità da risolvere. E i giovani che se ne vanno. Se si vogliono risolvere, si risolvono. Se invece si vuole fare propaganda il dicendo che non si vogliono risolvere, la maggioranza. Sta di fatto che oggi l'asilo è aperto. Questa è la verità. Possiamo dire, abbiamo dei video esclusivi, possiamo dirlo. Oggi sì, video esclusivi. Abbiamo dei video esclusivi di Rosanna Pucci, adesso questo che ha girato lei personalmente, adesso scherzo, durante il sopralluogo l'altro giorno, adesso ne parliamo a proposito di scuole. Quindi visto che non c'era Tele 4, ecco, sempre colpa nostra, le commissioni dobbiamo seguirle, ogni tanto qualcuna ce ne perdiamo, ammetto. Se l'assessore continua a ripeterci che i soldi in comune ci sono, scrivono. Sì, allora, è il bilancio più florido di tante città. Dica Pucci, non volevo interromperla, poi Sossi, guardi che non dimentichiamo quella SMS là sui cani. Vuole mandare in onda? No, dopo la pubblicità. Voleva dire qualcosa che voglia stare? No, volevo precisare che i numeri ce l'hanno la maggioranza quindi loro possono decidere in qualsiasi momento di votare la delibera. Non è stato fatto anzi si è fermato anche tutto il percorso perché non erano d'accordo Lega e Fratelli d'Italia contro Forza Italia, tant'è vero che la consigliera Brandi pubblicamente, così come anche nell'Ovovia anche Forza Italia diciamo è contraria, si è sfilata alla fine della delibera e quindi c'è un po' di maretta.
Ecco, abbastanza agitata questa maretta. Va bene, cosa voleva dire sul parco? Ma ho visto sia attività, Globoiner, no? sì, esatto, il parco Globoiner che è vicino Padriciano purtroppo c'è... Cos'è trascurato? Non so qual è È la trascurato vicenda, un cioè, allevamento dicevano... di animali, okay. al punto tale che alcuni animali addirittura c'è anche un'asina gravida, sono veramente messi in condizioni pessime e vedo tanta presenza sia sui social che ovviamente c'è un interesse generale di chi gestisce, esatto, del privato, però se è un privato che percepisce soldi pubblici, i cittadini sono attivati tanto su questo tema e giustamente chiedono ma chi effettivamente sta nelle istituzioni, cosa fa? Volevo appunto garantire che la nostra consigliera comunale Alessandra Richetti non solo aveva portato all'attenzione della Procura la questione, ma stiamo effettuando anche ulteriori verifiche affinché si possa quantomeno salvare questi poveri animali che effettivamente sono in uno stato veramente pessimo. Allora, qui scrivono salari sempre più bassi per le privatizzazioni, ancora una volta l'ho visto, eccolo qua, grazie Giorgia Castiglione che ce lo ripropone, non si trovano più autisti di autobus e questo è un problema che va avanti da anni. Non so se il tema è ovviamente salari bassi, i salari bassi di certo lo è in Italia in assoluto e per tutte le categorie praticamente, purtroppo l'abbiamo visto nei costi, nell'inflazione e nel non aumento dei salari negli ultimi decenni, non l'adeguamento. E questo è un problema anche per i nostri giovani che si non si trovano questo succede dappertutto, in tutte le province, non trovarsi autisti. In realtà il nostro trasporto pubblico dà delle buone paghe agli autisti, quindi il problema non è salariale in questo caso. Della residenzialità magari il problema, il welfare aziendale magari quello può anche essere un problema, ma è generalizzato, vedasi arriva a Udine che è messa molto peggio di noi, saltano corse. Sicuramente Trieste Trasporti è a un livello estremamente alto, comunque, su sia di servizio. Allora, diciamo questo, che le paghe ritornando all'asilo di Roiano, all'ambito educativo comunale, le paghe sono veramente basse e abbiamo un costo della vita che aumenta sempre più, per cui è difficile andare avanti e quindi bisognerebbe adeguare questi stipendi proprio al costo della vita. Un'altra cosa da mettere in risalto durante la commissione di mercoledì sui servizi educativi, quello di cui dobbiamo vedere i servizi. No, quell'altro è stata una settimana veramente impegnativa. Per 2 omissioni. Ma per me sì, perché ho dovuto ottenere la relazione tra iniziale. Poco, i video esclusivi di Rosanna Puccia, tra poco. Negli ultimi 5 giorni oggettivamente abbiamo superato i 230 accessi al giorno tra Cattinara e Maggiore e quindi qualche difficoltà gestionale è inevitabile che ci sia all'interno. In pratica succede ogni estate da qualche anno a questa parte, ma quanto descritto dal direttore del pronto soccorso Franco Cominotto inquadra al meglio la situazione che da domenica scorsa si registra sia a Cattinara che al Maggiore. Dal caldo +1 per le ragioni più varie si difende recandosi in ospedale, dove va detto le singole problematiche vanno affrontate con lo stesso numero di personale, non scattando un piano caldo. Ci sono i codici che servono per far entrare un po' prima chi sta peggio rispetto a chi può aspettare e sono degli indicatori macro che ci permettono di governare i flussi, non senza difficoltà, ma insomma questo è il nostro lavoro. Quando superiamo determinati numeri il sistema va in difficoltà. Per dirlo poi più chiaramente, un colpo di calore non è automaticamente classificabile secondo uno dei codici di accesso in atto. Dipende sempre dalla persona, quindi non possiamo estendere a qualsiasi età, può essere rosso, a qualsiasi età può essere bianco, quindi non generalizziamo. La situazione, spiega Cominotto, non è di fatto molto dissimile da quanto si registra durante il picco influenzale, soprattutto per quel che concerne le persone più fragili. Quello che noi vediamo d'inverno, cioè l'aumento della percentuale di persone anziane che hanno dei bisogni di assistenza respiratoria, d'estate si traduce sempre in un aumento di bisogno delle persone fragili, anziane, che non hanno un bisogno di ossigenoterapia per polmoniti, ma hanno un bisogno di osservazione, idratazione, controllo di tutte quelle patologie metaboliche che in corso di temperature molto alte mettono in crisi l'organismo. Resta di base un ulteriore problema, se infatti è vero che contro un'influenza sarebbe buona norma vaccinarsi, per quanto concerne il caldo si deve ricorrere soprattutto al buon senso con qualche accortezza in più. Non ci sono ore più facili da
da gestire, vedete che le temperature come sono, quindi i consigli sono i soliti, e sorvegliate le persone fragili perché se vivono sole possono avere dei malori imprevisti in qualsiasi momento della giornata, ed è quello che vediamo stamattina, un paziente dietro l'altro, questo sì. Da stamattina un paziente dietro l'altro, adesso non è che siamo impazziti noi, però questo è un ulteriore, non siamo diventati studio aperto, però bisogna ricordare dei tempi, bisogna ricordare che questo è un tema essenziale, così come dicono anche per i bambini che sono là che giocano al mare o non mare, bisogna ricordargli, anche se non chiedono di bere, di idratarli con regolarità, perché gli anziani invece dimenticano di bere, cioè bisogna farlo, quindi bisogna ricordare tutti questi aspetti, perché è veramente un caldo che crea più di qualche problema, l'avete visto, anche quest'anno non vedremo il tram di Opicina, che è in ripartenza nell'arco di qualche settimana, così dovrebbe essere, ma ancora è un po' in ritardo rispetto al previsto. Faremo una commissione su questo. Quando? Tra un po', 7 sembra luglio. Richetti che l'abbia presentata, sì, e tra l'altro quindi saremo lì. L'abbiamo richiesta proprio qualche mese fa, proprio perché Testa Trasporti ha un livello di trasparenza che è pari a 0 praticamente. Addirittura hanno detto che il tram sarebbe dovuto ripartire a metà giugno e poi a fine giugno. Non siamo arrivati ancora al 30 giugno, però diciamo che siamo abbastanza in frenesia per fare questa commissione consiliare. Stiamo analizzando tutti i documenti che ci sono arrivati tramite una richiesta di accesso atti e siamo pronti a chiedere maggiore trasparenza sul tram di Opicina, perché io abito a Opicina e andavo alla Corsi, per cui prendevo il tram ogni giorno finché non si era bloccato nel 2016 ed è una disgrazia. Adesso però c'è tutto il problema lì in via Sant'Anastasio che è chiusa, mi sembra che devono fare. Quindi... Inizio via commerciale. Sì. Però dovrebbe essere abbastanza rapido, perché vedo che va avanti. Allora, non dovrebbe incidere sulla non dovrebbe incidere sulla ripartenza. Allora, vi faccio vedere, dicevo, non è che siamo impazziti per la questione del caldo, però Guido mi dai, bravo, perché questo è un dato importante, non è frequente, i condizionatori negli asili, visto il periodo, no? Vediamo, adesso chiusi, vabbè, per carità, però via. In questi giorni di caldo da record non c'è nulla di più attuale che la necessità di climatizzare gli spazi pubblici, specie quelli riservati ai bambini. È in questo senso che continua a muoversi l'amministrazione comunale di Trieste, dopo aver già provveduto a installare l'aria condizionata in 5 fra nidi e scuole di infanzia a sede dei centri estivi, la Filastrocca, Scarabocchio, Zucchero Filato, Aporti e Camillo Cromo. Ora si prosegue in altri 10 plessi: Don Cialvien, San Giusto, Mongolfiera, Primivoli, Pollitzer, Cobolli, Acquarello, Delfino Blu e l'Isola dei Tesori. Abbiamo ottenuto un finanziamento da 624.000 euro che ha permesso quindi un investimento sulle altre 10 strutture di asili nido, ricreatorio, comunque sedi di centro estivi. Gli interventi sono partiti a dicembre con grande velocità di esecuzione, per questo ringrazio anche i colleghi De Bertoli e De Blasio, e sostanzialmente su 3/4 di questi interventi sono già finiti, li stiamo ultimando. Gli ultimi 2 finiranno un po' più tardi, perché comunque con vincoli più pressanti per quanto riguarda anche pratiche relative alla sovrintendenza. Comunque questo è un risultato di squadra e volto soprattutto a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Al momento su 10 interventi 5 risultano già conclusi, 3 si concluderanno entro l'estate, 1 a settembre e 1 a dicembre. Le nuove installazioni sono state possibili grazie all'emendamento di Claudio Giacomelli, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, nell'ambito dell'assestamento di bilancio. Abbiamo messo quasi 1.200.000 euro per i comuni capoluogo delle ex province, questo perché comuni capoluogo sono aree più urbanizzate, sono aree con edifici più vetusti, più difficile intervenire e sono ad alta concentrazione non solo di bambini ma anche di lavoratori. Il Comune di Trieste è stato bravissimo a prendere più di metà del finanziamento e quindi siamo contenti, è un'azione naturalmente di far stare meglio i bambini ma anche i lavoratori che hanno diritto a lavorare in un ambiente vivibile. L'impegno del Comune di Trieste è per un piano di lungo periodo per proseguire con le installazioni, dedicato in primis a quegli istituti che rimangono aperti più a lungo per gli esami di fine anno in condizioni climatiche molto spesso insopportabili a causa degli effetti del cambiamento climatico. Sì, ma allora sacrosanto e non scontato. Pucci, arrivo subito, l'ho visto, ma questo messaggio che dice che non ci sono centri
di ricreativi d'estate che hanno mattina e pomeriggio? Ma io credo che ce ne siano di più, almeno io parlo per esperienza personale. Uno mia solo, figlia dicono. è un ricrestate che sta tutto il giorno, quindi alla Cioè fine... sia mattina che pomeriggio? Sì, li portano anche a fare delle attività al mare, in giornaliere. Fanno attività sia la mattina che il pomeriggio, portano i bambini anche al mare, quindi fanno attività anche esterne, insomma l'attività di ricrestate è veramente molto articolata su questo e devo dire che è una cosa che mi giunge nuova. No, infatti per quello mi colpiva. Se posso intervenire? Forse è diverso. Sì, prego, prego. Riguardo al servizio che avete Sì, mandato questo dei condizionatori adesso asili. in onda, ecco, manca un dato fondamentale, che su 60 strutture solo, e sottolineo solo 15 strutture sono climatizzate, e questo l'ha dichiarato il sindacalista Marchianò dell'UGL proprio durante la seduta della Commissione sui servizi educativi, tant'è vero che questi dati sono stati registrati durante l'intervista al TGR RAI regionale, per cui questo servizio è su quello che faranno, ma non dicono attuale, che certo, sono capito. su 60, 15 sono solo climatizzate. In Italia Volevo non dire esistono scuole, per una esempio, cosa, che ancora non è quasi. partito il Nel servizio pubblico almeno. del trasporto per i bambini disabili del servizio ricreestate. È stato fatto presente anche questo durante la quinta commissione. Quindi potete ben capire quante criticità ci sono. Mi dica cos'è quello, dai. Allora, facciamo vedere Guido, grazie se mi aiuta Guido Indri con Giorgio Castiglione. Dai, questo giovedì c'è stata, su mia richiesta e sottoscritta da tutte le forze d'opposizione, la richiesta del sopralluogo nel complesso scolastico Sauro Spaccini di via Tigor, via Madonna del Mare. Questo è all'entrata nella zona dove sono stati ritrovati i reperti archeologici, e quindi c'è stanno lavorando ancora gli operai con tutte le attrezzature, come potete vedere. Questi sono degli i reperti, diciamo, le mura. Sì, e siamo alla destra del esito, portone. diciamo, io intanto faccio vedere esito di questa commissione. Ecco, diciamo che abbiamo fatto tutto il riassunto della situazione, che è stata una storia veramente travagliata, quella del complesso scolastico Sauro Spaccini. I ragazzi dovevano entrare a settembre 25 dopo 2 anni di lavoro, e entreranno molto probabilmente, lo speriamo, a settembre 2027. Perché lei dice, mostrando questi video che lei ha girato, cioè i lavori sono ancora molto indietro, questo vuole dire? No, ho detto che siamo già in ritardo quando completeranno di 2 anni rispetto alla data fissata del termine del lavoro. E poi che cosa ho scoperto? Ho scoperto che ancora mancano 400.000 euro per la copertura dei finanziamenti. Il totale finanziamenti adesso è 11 milioni, quindi quello arriverà magari all'ultimo. Ma è stata allora è stata richiesta alla regione, sono stati richiesti 3 milioni di euro dal sindaco di Piazza, che sono stati respinti perché per scadenza di termine, e poi la regione ha risposto a Di Piazza che ne darà 2.600.000 euro, però ne mancano 400.000 euro. Ho chiesto alla Lodi durante il sopralluogo come verranno coperti questi e cosa ha detto? Che sarà un ulteriore finanziamento che arriverà dopo, no? Ha detto cioè, certamente, ho capito, però siamo intorno ormai ai 14 milioni di euro. Speriamo di entrare a settembre 2027. Certamente che è stato un percorso travagliato, perché dobbiamo ricordare che i bambini, tutti i docenti sono da 2 anni e più a San Giacomo e lontani dalla propria casa, lontani dalla scuola che avevano scelto, con tutto chi vuole rispondere una serie di disagi e pesanti. È chiaro che la ristrutturazione di questo plesso ha richiesto sicuramente tempi più lunghi, anche in funzione di quello che è stato rinvenuto durante i lavori di ristrutturazione.
Sicuramente i fondi che mancano sicuramente arriveranno, nonostante questo piccolo impasse non c'è stato slittamento rispetto al 2027 per quello che è la data prevista di rientro. È chiaro che, noi abbiamo comunque una situazione riguardante soprattutto gli edifici scolastici a Trieste, che sono comunque edifici molto datati e che normalmente quando vanno a essere inseriti in un piano di ristrutturazione è chiaro che delle criticità emergono e devono essere affrontate di volta in volta. Sicuramente viene garantita comunque la continuità didattica, nonostante i disagi che ci possono essere alle famiglie, però non è che i bambini sono stati lasciati a casa o sono stati lasciati senza la continuità didattica, per quanto spostati in un altro plesso. È chiaro che tutto questo la continuità didattica, posso dire una cosa, sono contratti statali, cioè voglio dire... No, ma nel senso, non stiamo parlando di bambini che sono lasciati allo sbando, stiamo parlando comunque di un'amministrazione che ha trovato una situazione diversa da quello che si aspettava durante i lavori di ristrutturazione, ha provveduto comunque a mantenere la possibilità per questi ragazzi di andare a scuola e sta comunque provvedendo a reperire tutti i fondi necessari a completare i lavori. È chiaro che un lavoro di questo tipo può avere degli intoppi. Cioè, banalmente anche in una ristrutturazione di un appartamento uno prevede di ristrutturare in un mese, magari diventano 6. Quindi su una ristrutturazione così ampia è chiaro che ci possano essere delle criticità. L'importante secondo me è affrontarle e risolvere il problema. Ma sicuramente possono capitare appunto inconvenienti nella ristrutturazione di questi edifici che sappiamo tutti appunto sono storici e anche complessi. Ovviamente adesso arriverà l'assestamento di bilancio della Regione Friuli Venezia Giulia tra un mese. Chiaramente auspichiamo che assieme a quei 2,6 milioni che già la Regione mette ci possano essere anche quei 400.000 euro. Ricordiamoci appunto che la Regione ha un bilancio di svariati miliardi e serve un punto importante per la nostra città poter avere anche questo finanziamento. Ovviamente con l'obiettivo di poter poi riportare gli studenti nuovamente in quella scuola e quindi appunto garantire la continuità didattica anche per gli insegnanti e per chi lavora all'interno delle scuole e ovviamente anche andare a tutelare le famiglie che abitano vicino alla zona della Sauro Spaccino ovviamente. Per cui io spero che ci sia tutti assieme ecco, questo auspicio e ovviamente che si possa raggiungere la riapertura il prima possibile. Va bene, questi due servizi cadono proprio nel momento giusto perché dimostrano quante altre spese impreviste talvolta possono esserci per quanto riguarda l'erogazione di un servizio adeguato per la prima infanzia, per le scuole elementari e via dicendo, perché appunto una volta non avevamo il problema di questo caldo così pressante e sicuramente non si mettevano mai condizionatori nelle strutture come scuole. Abbiamo visto il rifacimento di strutture un pochino fatiscenti, datate, come ricordava il collega, per cui dobbiamo considerare anche l'impegno degli uffici comunali per far fronte a tutte quante queste attività, per cui quanto si impegnano anche gli uffici a gestire i lavori ordinari più gli imprevisti, per cui è una macchina veramente complessa quella comunale, per cui per quanto riguarda l'arrivo del finanziamento non mi preoccupa, nel senso che a livello amministrativo è molto più veloce l'adeguamento che va fatto nel momento che c'è la disponibilità, mentre è più difficile andare a programmare appunto un intervento fisico. Sì, però il fatto che non l'aveva detto il Comune, questi dati li ho dovuti scoprire io, cioè questo dei 3 milioni non dati dalla Regione e loro hanno solo evidenziato il fatto che hanno ricevuto 1.700.000 euro che hanno messo nella voce nell'ultima variazione di assestamento di bilancio 2026-2028. Il problema sarà se non sarà coperto. E certamente che avendo fatto accesso agli atti ho visto queste cose, altrimenti non se ne sarebbe parlato e questa non è trasparenza. Sentito, ho verificato sul sito di Rete Civica, in realtà in effetti il nostro telespettatore ha ragione, cioè l'orario standard, parlo di Enrico Restate, mi sono assentato qualche istante per fare questa verifica, grazie a Forza d'Italia al sindaco. Ma no, è sempre quello, è sempre lo stesso che scrivo ovunque, so come si chiama, nome e cognome, cioè è sempre lo stesso. Chi ci manda gli sms, ma ragazzi... Che cosa? No, sa anche chi ci manda gli sms. Dico. Certo, perché scrive sempre sui social, è sempre quello. Io l'ho detto. No, non lo posso dire. Ma sarà un consigliere di Forza Italia, si scrive tutto il tempo a Forza Italia.
un simpatizzante. Fermi là che devo dare pubblicità poi, quindi proveniva anche dalle mie parti. Esatto, via 30 sono milioni. d'accordo, e non sarà sicuramente un elettore del Movimento, ma un cittadino. Allora, orario standard in Crestata è 7:30 14:30. L'eccezione pomeridiana è il ricreatorio Padovan, come scriveva con il nostro telespettatore e telespettatrice, che offre anche un turno pomeridiano 14:30 19:30. Quindi evidentemente è un problema che segnala questo telespettatore. Va bene, ci fermiamo a pochi istanti, pubblicità, a tra poco, parleremo anche degli steward. Ci sono tante città a giro per l'Italia, grazie, arrivederci. I triestini non ci stanno. Il messaggio è chiaro: chi offende la tradizione del pedocin con il muro che divide l'area femminile da quella maschile può andare altrove. Ha fatto non poco discutere l'episodio avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando due turisti italiani, marito e moglie, provenienti da Milano, con toni accesi hanno criticato la notissima usanza dello stabilimento, la lanterna, pretendendo di poter rimanere nello stesso spazio. Fatto curioso, peraltro, considerando che il pedocin in Italia e all'estero è famoso proprio per questa particolarità. Quando una donna triestina ha spiegato ai due come funziona, la coppia ha cominciato a inveire contro la donna, definendo l'usanza retrograda e medievale. La discussione è proseguita per alcuni minuti e infine i due turisti se ne sono andati, non senza aver preteso la restituzione dei soldi del biglietto d'ingresso, alla quale un altro bagnante ha subito provveduto di tasca sua, pur di vedere la coppia andare via. Il giorno dopo l'episodio, le reazioni dei bagnanti che frequentano il pedocin viaggiano su questi toni. Sicuramente non è una bella cosa. Non ho parole, cioè uno viene qua solo per il fatto che è particolare, che uno può decidere, se no va in un altro stabilimento dove è uguale agli altri. Che no, è un'alternativa come un'altra a tante altre cose. Noi siamo appunto alternativi a questo. Beh, è tipico. Prima una signora mi ha chiesto dov'è il bagno delle femmine. Ecco, perciò viene considerato così, chiamato. Fa parte della tradizione della città. È comunque una tradizione nostra triestina, bella, è storia di Trieste. No? E loro, se non vanno bene, possono restare a Milano. Ma allora io credo che il pedocin sia un'istituzione storica per la popolazione triestina. Io sono a Trieste dal 2008, vengo dal sud e credo che debba restare tutto così com'è. Allora, adesso, ha ragione lui. È accaduto anche questo in questi giorni, non è che volessi parlarne, però registriamo gli steward, eccolo qua, adesso ne parliamo, però perché dice, no, ieri sera l'ho chiesto anche al sindaco Cosolini, che era il mio ospite, e ha detto che anzi è un simbolo di libertà, no? Quando uno dice dov'è il bagno delle donne, cioè, quindi il pedocin c'è una peculiarità che in cui c'è una massima libertà, ecco, quindi come lo è il tram e anche le rive di Barcola, sempre gratis. Per quanto riguarda il pedocin, io posso parlare per esperienza, perché quando avevo i figli piccolini io l'ho sempre portato al pedocin e l'ho trovato sempre un bellissimo bagno. E lo consiglio sempre alle mamme con i bambini piccoli. La divisione e poi la divisione deve rimanere. Deve rimanere. Anche perché è la peculiarità. Gli uomini devono stare di là e noi donne di qua, da quest'altra parte. Anche perché è sempre una scelta volontaria quella della, cioè voglio dire, vado là perché voglio stare in pace. La divisione. Si presume che quando una persona si mette in viaggio dovrebbe avere un po' la mentalità aperta per conoscere anche nuove usanze. Era qualcuno in walker. Vabbè, si vuole dire qualcosa. Ma che i giovani vanno a Barcola. Siamo tutti d'accordo. Ma comunque sì, ma sono d'accordo anch'io. C'è la uno sceglie, cioè o vai a Barcola. È bella perché c'è la spiaggetta per i bambini piccoli, invece pedocin è bello. Allora, fermiamoci un attimo prima di farvi vedere anche il Bow Beach, perché c'è anche quello. Io ho fatto la mozione. Allora, con la voglia di estate. La prossima settimana lo dobbiamo. Guido lo sa, abbiamo anche quello inaugurato di nuovo ufficialmente con gli ultimi lavori, gli ultimi giorni. Però invece, ma io ho fatto la mozione proprio per sollecitare. Perché era in ritardo di un anno. Pure quello. Pure quello, ma certo. C'è un pattern, un pattern di ritardi. È in ritardo di un anno. Allora, era senza
senza cancello e senza cartello. Però c'era no? No, non c'era. Vabbè, Cani tant'è vero che c'è stato quell'incidente di quel cane che è stato investito lo scorso anno proprio per in mancanza del cancello e ci sarà la discussione, ma la ritirerò. Pure questa, un'altra mozione, un'altra commissione. No, insieme precedentemente adesso la ritiro. Mi fermo un attimo con tutto rispetto, pur di far vedere pure il servizio su Bao Beach. Ora torniamo ad altri, non servono steward, qui già ancora devo far vedere il servizio o vigilanza privata, basta lasciar fare le forze dell'ordine e punire i giudici, ragazzi. Sì, beh, sembra un po'... Piano, dai, mi devo dissociare poi. Allora, diciamo andava bene fino a un certo punto. Venerdì scorso eravamo qui in diretta, tra l'altro quando è successo anche quell'incidente poco chiaro, ricorderete quella sera, che ci ha preoccupato e non poco, ma era la sera in cui entravano in azione il supporto, diciamo, degli steward. Vediamo com'è andata. Prima serata di pattugliamenti serali in zona Movida per gli steward attivati a supporto delle forze dell'ordine per tutti i weekend estivi grazie al finanziamento mirato della Regione. 12 quelli impiegati a Trieste nell'area che va da Piazza Venezia a Via Torino sino a toccare Cavana. Nei prossimi fine settimana il dispositivo si estenderà sino al centro storico e Piazza Ponte Rosso. Un servizio garantito dalla Global Investigation Service, la GIS, ditta in appalto già vista in azione con i propri operatori durante le serate della Barcolana. Il servizio si è svolto senza particolari criticità o episodi rilevanti in un contesto caratterizzato dal consueto afflusso di persone nei locali e negli spazi pubblici del centro. Gli operatori hanno svolto attività di osservazione, prevenzione e dialogo, contribuendo a mantenere un clima sereno e collaborativo senza che si rendessero necessari degli interventi particolari. Dopo l'esordio positivo di venerdì sera, l'attenzione si sposta ora sui prossimi appuntamenti previsti nelle settimane d'estate. Saranno proprio le prossime uscite a permettere una valutazione più ampia dell'efficacia della sperimentazione e del contributo che gli steward potranno offrire alla gestione delle zone maggiormente frequentate della città. Va bene, voluti, serviranno, l'effetto? Beh, già durante la Barcolana abbiamo visto che sono stati utili. La Regione è scesa subito in campo, ha messo 1 milione come risorse e servono sia come deterrente per la microcriminalità. Chiarisco che non sostituiscono le forze dell'ordine e soprattutto sono un valido supporto per tutti coloro che hanno delle attività commerciali, perché possono così lavorare in sicurezza anche con maggior serenità, oltre al fatto che anche chi fruisce appunto dei locali percepisce una maggior sicurezza da subito. Cioè loro non sono fermi, giusto? Ho capito bene? Quindi... Camminano, controllano, supervisionano e in caso di bisogno allertano. Quindi, come hanno detto correttamente nel servizio, non si sostituiscono le forze dell'ordine. Quello è chiaro, dai. No, si interfacciano direttamente. Se vedono, segnalano. Loro sono in diretto contatto sia con la prefettura per quello che riguarda questioni di ordine pubblico che per quello che la centrale della polizia locale per quello che riguarda invece il regolamento. Voi criticate questa iniziativa? Sì, perché? Sì. Ma non posso parlare. Comincio Sossi questa volta, aspetta. Sì, vorrei una risposta sul discorso di Ricrestate, visto che chi è in studio non sapeva neanche che solo uno fa mattina e pomeriggio. Sì, non c'è, diciamo, il decisore qua, motivo per cui se volete vi potete esprimere, diciamo, di nuovo per rispondere a questo telespettatore, però diciamo che ci sono attivati i centri estivi che anche sfruttano degli spazi fisici e durante il periodo estivo le attività che vengono fatte il pomeriggio ragionevolmente vengono spostate alla mattina per dare appunto questo sfogo e questo aiuto ai però ragazzi. Lo dicono, i genitori lavorano tutto il giorno, non solo la mattina, e questo l'osservazione che fa, quindi come faccio? Il pomeriggio il bimbo o la bimba chi la tiene? Questo potrebbe essere un problema sicuramente da valutare, però è chiaro che già un servizio che ti dà la possibilità di avere i figli comunque fino alle 14:30 secondo me è già un grande aiuto. Dopodiché che ci sia una struttura sola probabilmente dipende anche dalle peculiarità della struttura. Ma possiamo dire che nel periodo, scusa ti ho interrotto, nel periodo estivo possono fare più sport, la Regione dà anche un sostegno a tantissime famiglie per far fronte a queste spese, quindi
se posso suggerire questa soluzione tampone al telespettatore, potrebbe essere un'idea. Va bene, Allora, torno a la questione Stewart. Stewart. Avevo detto Sossi, partiamo da Sossi, sì, diciamo, sì. con l'opposizione, perché non condividete quest'idea? Ma innanzitutto perché la consideriamo una goccia un po' nell'oceano e soprattutto per quello che è già stato ribadito, perché non vanno a sostituire le forze dell'ordine. E quindi ho voluto un po' consultare chi effettivamente lavora tra le forze dell'ordine, ho diversi amici che ne fanno parte, anche alcuni sindacati di polizia, che ovviamente i sindacati di polizia vanno a tutelare la loro categoria, per cui non avrebbero alcun interesse per criticare a priori queste misure, e il fatto stesso che questi steward, non avendo una formazione, perché fanno una formazione di solamente 90 ore, quando invece un agente di polizia deve fare 6 mesi di scuola di polizia e poi ha pure l'anno di più mesi ancora che è fuori dalla propria regione e poi torna, quindi c'è una formazione molto più ampia, molto più approfondita. Il fatto stesso appunto che questi steward non siano formati e soprattutto che non possano nemmeno legalmente intervenire ma semplicemente chiamare rende un po' la cosa difficile, anche perché i sindacati di polizia lamentano anche qui a Trieste una carenza di personale che è veramente preoccupante. Addirittura pare che nella nostra questura manchino 100 agenti di polizia, poi potremmo fare anche un commento sul fatto che gli agenti di polizia li mandano sui confini che effettivamente non servono a nulla e invece nelle nostre strade, nelle nostre città invece mancano agenti di polizia, per cui questa proposta, questa soluzione, chiamiamola soluzione, è sicuramente un aiuto per gli esercenti, ma non può assolutamente andare a sostituire e a risolvere il vero bisogno di sicurezza che hanno sia i cittadini che gli esercenti. La nostra proposta, che però ovviamente il Comune, mi rendo conto, e anche la Regione non possono avere come dire, una grossa influenza su questo, perché è un tema nazionale su dove allocare gli agenti di polizia e su quanti investimenti fare sulle forze dell'ordine. Mi rendo conto quindi appunto che sia una proposta una di competenza nazionale, però ovviamente si potrebbe anche fare i soldi, quel milione che è arrivato a Trieste, e poi ci sono altri milioni che sono andati in altre città, Udine e Pordenone della nostra regione, che magari si potessero anche impiegare in qualche welfare a supporto appunto degli agenti di polizia e rendere attrattivo sicuramente il ruolo, perché rendiamoci conto appunto tutti, gli steward non possono assolutamente andare a compensare l'assenza di forze dell'ordine sul territorio. Tra l'altro aggiungo anche il fatto... Vi dico una cosa, sto contattando l'assessore, così verifichiamo questa cosa qui, che gentilmente tra l'altro mi ha risposto, quindi lo dico anche per il telespettatore, perché siccome è importante d'estate, questo periodo è finita la scuola, no, da poco e l'asilo oggi praticamente. Sì, ricrestante. Giusto o no? Giusto, quindi... Così ne evito una commissione, capisce? Sì, io scrivo sempre tantissime così è meno stancante. Dai, così è. No, comunque chiudo ovviamente scherzo. Chiudo il mio commento sulla questione sicurezza rispetto al fatto appunto che i nostri agenti di polizia, soprattutto quelli che sono al confine, purtroppo fare una cosa che è pura propaganda, sono anche in condizioni precarie, addirittura anche all'interno degli uffici appunto della questura ci sono appunto delle condizioni precarie al punto tale che i lavoratori di polizia e delle forze dell'ordine sono veramente a disagio, per cui mi sembra veramente pura propaganda quella che viene fatta dall'amministrazione comunale, regionale e nazionale da parte del centro. Però mi dispiace perché ti sei contraddetto da solo su quello che hai detto. No, poi c'è anche un altro dato che comunque il governo ha avuto un numero di assunzioni che rispetto alle forze dell'ordine, troppo basso. Rispetto al governo precedente ne ha comunque assunti circa 50.000 a livello nazionale. Certo, sono troppo pochi, ma rispetto ai 5.000 che sono stati assunti ad esempio durante il governo Conte, io penso che 50.000 ma forse durante il governo Conte c'era un pensiero in più che era la pandemia, ma forse adesso se vogliamo nascondersi sulla pandemia no, ma io dico questo. Dopo torniamo, anche perché devo sentire anche la Pucci sul tema steward. De Blasio c'è? Sì, buonasera a tutti. Assessore, grazie per due motivi: per l'immediatezza, perché l'ho disturbata a quest'ora, ma insomma vedo che in molti stanno seguendo Ring, e perché questo telespettatore, e ci consente lei di dare una risposta o telespettatrice, dice: ma com'è possibile, ricrestate, ce n'è solo uno che fa l'intera giornata, diciamo dalle 7:30 alle 19:30, i genitori lavorano tutto il giorno, quindi coprire solo la mattina è insufficiente. Cosa risponde? Allora, intanto saluto i telespettatori e saluto anche chi è in studio. Grazie. Ecco. Allora, devo ovviamente premettere
che la nostra offerta estiva è molto ampia, perché si struttura da un lato con i centri estivi dedicati alle fasce d'età, nidi, scuola dell'infanzia e scuola primaria, e in più aggiungiamo il ricrestate, cioè il servizio del ricreatorio che proprio per l'estate viene trasferito dal pomeriggio alla mattina, questo per ampliare l'offerta estiva che si svolge evidentemente e prevalentemente la mattina. C'è un unico ricreatorio che storicamente copre anche la fascia pomeridiana, che è appunto il Padovan di via Sette Fontane. Come dico sempre, ecco perché ho fatto la premessa della ampia offerta per certi aspetti non eguagliata o eguagliata in pochissime altre città. Come dico sempre, è chiaro che l'offerta del comune non può oggettivamente replicare l'offerta invernale, dove subentrano evidentemente anche altri enti, prima di tutto proprio la scuola, quindi la scuola dell'obbligo, e poi tutte le attività che generalmente hanno un funzionamento invernale, quindi a volte le società sportive, altre volte chi fa altre attività. Cioè non può esserci eccetera. una copertura 100%, no? Questo intende dire? Non solo 100%, non ho ma anche... compreso bene la domanda. Cioè non può esserci una copertura al 100%, a maggior ragione perché viene a mancare l'orario scolastico. Chiaramente è proprio questo che dicevo, il comune dà un'offerta molto molto ampia e risponde a una percentuale di richieste che è molto più alta, appunto come dicevo, di altre città Sì. italiane e altri capoluoghi, ma non può replicare una situazione invernale. E tra l'altro il servizio del ricreatorio, che generalmente d'inverno si svolge d'inverno, viene appunto spostato alla mattina proprio per arricchire l'offerta dell'esigenza estiva, e quindi venire incontro alle famiglie. Non è possibile, chiaramente, come stava dicendo correttamente, non è possibile replicare la situazione invernale, che è fatta di altri enti e altre realtà. Va bene. Assessore, grazie davvero, ripeto, anche per aver risposto in maniera ipercelere, perché le ho scritto 5 minuti fa neanche, e quindi grazie a Maurizio De Blasio, assessore all'educazione e alla famiglia del Comune di Trieste. Buona serata e ciao a tutti in studio. Grazie assessore. Ci vediamo in commissione noi. No, pure adesso sempre. la fa lo stesso. Assessore, ormai siamo sempre, io ormai ci abituato. Allora, però insomma, sì, non sarà soddisfatto, diciamo, immagino il nostro telespettatore o la telespettatrice, però insomma, ci ha dato una spiegazione, tra l'altro, ripeto, immediata, l'assessore De Blasio. Stewart, allora, dai, perché non vanno bene secondo voi? Perché allora noi del Partito Democratico siamo contrari a queste figure che possiamo classificare ibride, perché non hanno una formazione come i poliziotti, come le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine sono quelle figure formate e preposte proprio per la sicurezza. Sono formate, hanno fatto il concorso e sono state armate. Questa è un'evidente carenza, ma non è che va in giro, cioè il problema non è questo, è andare in giro. Bisogna avere più poliziotti, più carabinieri, e c'è anche un problema che sono anche ai confini. Questo, ma nessuno nega questo. Io credo che la ratio sia: girano, hanno una competenza di security che comunque che cosa fanno loro? E quindi individuano momenti di rischio.
momenti di rischio, definiamo così, o situazioni che possono trasformarsi e quindi allertano e magari una pattuglia gira, si ferma lì, cioè non lo so. Allora, girano solamente... Allora, poi tutti siamo d'accordo Pucci con quello che dice lei, ma più certo, però agenti, guardate che non si possono sostituire le professionalità, perché qui ma stiamo... nessuno le sostituisce. Ma sì, le stiamo sostituendo perché se No, stiamo sono finanziando, un servizio ausiliario di sicurezza. Se poi vogliamo dare sempre conto alla persone non formate. Sono formate noi perché abbiamo fanno parte di servizi di bisogno security. di più Fanno poliziotti, ma su di questo non c'è dubbio. allora non c'è Però dubbio, l'importante, allora non i soldi capisco della perché. regione Io vanno non capisco per le perché forze un servizio dell'ordine. ausiliario No, perché questa per sembra la sicurezza deve un essere denigrato in ritorno questo alle camicie nere. Basta, ma non c'entra niente le camicie nere, è l'ora di finirla. È l'ora di normale. finirla, è l'ora di finirla, di puntare. I problemi vanno risolti in modo diverso. Cioè, gli steward secondo lei sono camicie nere? No, non ho detto, vogliamo tornare a quello. No, siccome è una destra che fa sicurezza in questa maniera. Dobbiamo dare il lavoro, dobbiamo lasciarlo alle professionalità. Durissima Pucci critica. I sindacati della polizia esatto, non sono affatto contenti di questa io credo semplicemente che questo sia un servizio che sia utile per due aspetti. Uno, perché comunque fa un servizio di deterrenza sul territorio. Non vogliamo sostituire le forze dell'ordine, sono un servizio di sicurezza ausiliario. Il personale che viene messo in strada non è preso a caso, sono comunque delle società che fanno security di professione, quindi sanno perfettamente come muoversi all'interno di situazioni critiche e, come ho detto prima, sono in stretto contatto con la prefettura per tutto quello che riguarda questioni di ordine pubblico e con la centrale operativa della polizia locale per tutto quello che riguarda le questioni legate alle regole della movida. Poi, se noi vogliamo sempre dire che la sicurezza è troppa, a me sinceramente, io ho una figlia di 20 anni, io sinceramente avere una figlia di 20 anni e avere una figura che faccia comunque anche una semplice funzione di deterrenza, io sinceramente la trovo come una cosa positiva. Dopodiché, come lasciare le auto della polizia che non sguarnite, che le lasciano di qua e di là. Ecco, per la città ormai è veramente... Ma noi vogliamo i poliziotti in strada. Veri, noi vogliamo i poliziotti veri, sì, i carabinieri veri, non vogliamo ma non è che non fanno nulla, secondo me anche la funzione del confine possiamo discuterne, il lavoro non stanno lì a non fare nulla, perché anche in quel caso vi assicuro che ci sono stati casi dove sono stati molto utili. Sì, con i controlli di retrovalico, perché quando prendono i pastori lo fanno attraverso... Guardate che avete contro tutta la polizia, i poliziotti... Guardi, perché... Quindi la Pucci sta dicendo che la polizia e i carabinieri devono avere più potere. No, non ho detto questo. Non ho mettere le mani addosso. Cioè viviamo in un paese in cui praticamente non lo possono fare manco gli agenti di polizia o i militari dei carabinieri. Le mani addosso nel senso che li tengono. Ecco, questo volevo dire. Tenerli, questo no le lo mani. immagino, io non sto parlando di picchiare le persone ovviamente che mettono reati. Allora, un poliziotto è preposto. Avere delle regole di ingaggio e di monitoraggio del territorio differenti. Questo non è possibile, figuriamoci a parte gli steward. Comunque, no, gli serve la steward, polizia, no. servono gli agenti, mancano volanti. Ma i poliziotti, i carabinieri, dobbiamo avere più queste forze dell'ordine. Più di quelli, va bene, ok, non gli steward, dai. È impensabile avere dei poliziotti a controllare il territorio per ogni manifestazione. Lo steward è un deterrente, è una soluzione immediata ed efficace. Non è una soluzione. Non è... Poi sull'assunzione di maggiore numero di poliziotti è un altro discorso. Già il fatto che questo fine settimana non ci siano stati particolari episodi di violenza, solo alla presenza di queste persone, vuol dire che solo la presenza. Sapete cosa? Ha fatto che è come gli spaventapasseri che esistono da millenni nei campi di grano. Cioè, in parte che stiamo parlando di persone, di lavoratori di questa città, probabilmente di parenti, anche di qualcuno che ci segue. Cioè, non so, parte brutto reputarli una roba di uno spaventapasseri. Fanno il loro lavoro. Però e fanno voglio deterrenza. dire, no, l'hanno scritto via SMS. No, ma è vero che fanno deterrenza, un minimo di deterrenza siamo tutti d'accordo. E allora nessuna discoteca dovrebbe avere, come si chiama? Li butta fuori. Li butta fuori.
perché non serve a niente. No, ma infatti siamo d'accordo ma sulla allora, deterrenza. scusate, stiamo parlando di cose per cui siamo tutti d'accordo con la Pucci, con tutti, ci vorrebbero più poliziotti, uno ogni angolo, la Cina ci mette il robot che parla con le persone, vabbè, arriveremo a questo, non lo so, però siamo tutti d'accordo che ci vorrebbero più forze dell'ordine, visto quello che sta accadendo in tutte le città, purtroppo. Però avere un supporto che è immediato di questo tipo, che è deterrente, piace ai esercenti sono positivi. Bene, ma è il prefetto che fa? Impazzito il prefetto? Cioè che approva una roba del genere? Quindi evidentemente è qualcosa in più, non lo so. E siccome purtroppo viviamo delle condizioni serie di problematica nelle nostre città, ci vuole questo che è un pannicello caldo, siamo d'accordo, e ci vuole quell'intervento che abbiamo detto prima. Spiego solo, tornando un po' più... Quando avevo detto appunto, ho introdotto poi la questione del fatto che manchino agenti di polizia, è perché ho contattato appunto un agente di polizia che sta nelle volanti, e quello che secondo lui era la criticità maggiore non era solamente il fatto che ci sono una formazione differente, ma il fatto è che lo steward, che siamo tutti d'accordo che un minimo di deterrenza oggettivamente la fa, perché magari uno vede che passa e evita di fare cagnara o fare casino. Sì, ma riconosciamo anche la professionalità di queste persone, ma esatto. non pensiamo che siano ma come tutte le guardie giurate, messe lì a caso, sono persone che hanno una formazione a livello di security. Esattamente, però è giusto anche distinguere e dare dignità anche alla formazione delle forze dell'ordine. Ma assolutamente, infatti nessuno la mette in dubbio. Esatto, e siamo d'accordo. Il problema però è quando lo steward, che è presente nelle vie, nella movida, durante la barcolata, indifferente quando, che abbiamo appurato, ma lo si sa, non può intervenire lo steward e deve chiamare tramite la radio, la centralina polizia locale, quello che vogliamo. Deve chiamare. Il fatto che uno steward deve chiamare la volante, e le volanti sono troppe poche e che magari sono già impegnate. Questo siamo d'accordo. Esatto, tutti, no, ma spiegavo perché qui. sono arrivato a quella conclusione certo, lì. Ma siamo per cui tutti è ovvio che questo, per gli esercenti può essere sicuramente però una cosa posso permettermi, volevo appunto ringraziare tutte le professionalità che lavorano sulla strada, dallo steward al poliziotto, perché comunque al di là del fatto appunto che fanno un lavoro per certi versi rischioso e si mettono a disposizione dei cittadini, per cui grazie. Bene. Voglio ringraziare Pamela Rabaccio, Roberto Cavallaro, Rosanna Pucci. Che è successo sul microfono? Faremo una commissione sul microfono che cade qui. Però ho tenuto fino all'ultimo. Io lavoro seriamente, voi Scherzo, vedete, ovviamente no, anzi, assolutamente no. Vedete? Grazie Rosanna Pucci e anche per essere stata scherzosamente al mio gioco, e Enrico Sossi, grazie per essere stato con noi. Pochi istanti di pubblicità, anzi abbiamo chiuso, e volevo salutare Guido Indri e Giorgia Castiglione regia.